Festival del Gol, quasi testa coda Aragona Riviera Marmi, partita avvincente, rocambolesca ed incerta fino alla fine. I padroni di casa hanno vinto 5-3 ma solamente nei minuti di recupero. È stata la vittoria del cuore per l'Aragona che conquista 3 punti fondamentali per sperare ancora nella salvezza diretta. Il Riviera Marmi invece ha perso le ultime chance per tentare di vincere il campionato. Partita diretta in maniera sufficiente da Luca Cino di Enna. Nell'Aragona si rivede Crisafulli, ospiti con la migliore formazione. La gara entra subito nel vivo e si lotta prevalentemente a centrocampo. L'Aragona fa la partita e sfiora il vantaggio con Crisafulli. Il Riviera prova a colpire di rimessa. Il match si sblocca a metà primo tempo. Curella al 25esimo batte Giacalone. La squadra di Falsone potrebbe raddoppiare ancora con Crisafulli alla mezz'ora. Poi al 41esimo la beffa targata a Cane. I giallorossi agguantano il pari. Nel secondo tempo si assiste ad una partita pazzesca e vietata ai malati di cuore. Al secondo minuto di gioco ospiti in vantaggio con l'attaccante Di Maggio che trafigge Tilaro. L'Aragona non demorde con caparbietà, ciuffa il pari al 23esimo con il difensore Volpini. I biancoazzurri vogliono la vittoria e si catapultano in attacco, saltano schemi e marcature ed ogni tipo di tatticismo. Al minuto 86 il neoentrato catalano sigla il nuovo vantaggio della Riviera Marmi. Ma non è finita qui, in 4 minuti l'Aragona segna 3 reti, il pari all'89esimo sul rigore trasformato da Di Salvo. Al 91esimo Scoperto realizza il 4-3. 60 secondi dopo Crisafulli, il migliore in campo, fissa il punteggio sul 5-3 ed esplode la festa aragonese. Da segnalare il debutto dal primo minuto del figlio del tecnico Giovanni Falsone, Gaetano, classe 94, che si è ben comportato in una partita fondamentale per la permanenza in promozione dell'Aragona. Le interviste del dopogara di Giusy Terrasi. Quindi vittoria meritatissima, direi, e di buon auspicio per quelle che verranno. Sì, vittoria diciamo alla fine meritata, sicuramente con una grossa squadra, seconda in classifica. Una squadra che onestamente gioca bene, mostra un bel calcio, ma vale di più la nostra vittoria perché abbiamo giocato con una squadra, credo che è di categoria superiore questa squadra. Onestamente una partita oggi ho visto veramente il cuore dei ragazzi. Credo che alla fine abbiamo meritato di vincere la partita tranquillamente. Io l'avevo detto che ci mancavano gli attaccanti. Infatti con l'arrivo di Crisafulli la squadra in avanti gioca meglio. Io penso che la nostra squadra abbia fatto una bellissima partita e abbia onorato il campionato. E poi onore giustamente all'Aragona perché ha vinto, quindi poi il risultato dà sempre ragione.